Eder. Mech. Pallister. Sul caso di Liliana Resinovic si sta un po' perdendo di credibilità, tirando fuori di continuo elementi sorprendenti ma poco reali. Partiamo dal discorso che lei non sia mai uscita di casa. Può essere pure che lei non sia mai uscita di casa, ma sostenere ciò non sarebbe criminologicamente serio per il semplice fatto che non ci sono elementi oggettivi per sostenerlo. Quando uno fa un'ipotesi deve avere dei dati oggettivi, se no può anche pensare che siano subentrati i marziani. In questo caso sulla sua mancata uscita di casa non ci sono dati oggettivi. E anche il discorso del lampione emerso da poco. Abbiamo trovato su Google Street View delle foto di gennaio 2022, quindi subito dopo che erano successi i fatti, e come vedete non c'è nessuna traccia né di scotch né di nastro isolante. Oltretutto, se un killer fosse andato lì in piena notte non si sarebbe posteggiato qui, ma si sarebbe fermato dove finisce la linea tratteggiata blu, dove anche io mi posteggiai con la mia auto quando andai a fare le riprese, perché è un posto molto più vicino al punto del ritrovamento. E invece passiamo agli elementi criminologicamente interessanti. Si è sempre detto che Sebastiano potrebbe aver lavato l'auto per cancellare delle tracce, ovviamente è solo un'ipotesi, ma esce fuori una dichiarazione dei primissimi giorni secondo la quale improvvisamente la macchina di Sebastiano, a suo dire, e anche la bicicletta, sarebbe sparita. Questa poteva anche essere una mossa proprio volta a non far trovare la macchina in quei momenti caldi, perché magari in quel minuto sulla macchina poteva esserci pure qualche traccia. Adesso torniamo ancora una volta a Chiomonte. Liuba non ha chiesto niente naturalmente a nessuno, però quello che vi posso dire è che sia lei che la bambina sono in grandi difficoltà economiche. La bimba dovrebbe andare a scuola e praticamente non hanno soldi. Vicino alla mia mail, sotto questo video, riporterò il suo indirizzo PayPal. Se qualcuno volesse aiutarlo, lei sicuramente ne sarà grata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.